Eccoci insieme come ogni venerdì, supportati naturalmente dallo CGIL del Veneto, ma questa volta abbiamo un ospite d'eccezione. Parliamo a livello nazionale, abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio il segretario nazionale Raffaele Atti. Grazie di essere qui con noi, segretario, che così ci dà una prospettiva anche più aperta, più ampia a livello nazionale, visto anche le manifestazioni che ci sono state, visto quella del 1° giugno che sono state molto importanti, viste le azioni che sta intraprendendo il sindacato anche a livello nazionale per rivendicare alcuni diritti, per portare delle proposte, per cercare di modificare le cose. E poi ben arrivato, ben ritornato qui con noi in studio Giuseppe Di Girolamo, segretario dello SPI Veneto, invece, rappresentanza territoriale, quindi abbiamo il nazionale e il territoriale. Potremmo anche vedere un po' delle comparazioni. Io vorrei proprio partire da lei, segretario. Il nostro paese è variegato e diverso, quindi i pensionati del nord-est, del nord Italia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia non sono quelli del Piemonte, non sono quelli del centro Italia, non sono quelli del sud Italia, sono situazioni molto diverse, però ci sono degli elementi comuni su cui lavorare. Quali sono i punti su cui state mettendo tanta attenzione ed energia? E quindi rilacciamoci anche alla manifestazione recente che c'è stata a Roma. Certo. Tanto va detto che la manifestazione di Roma è stata una grande manifestazione. Piazza Ve San Giovanni, quando abbiamo deciso, per ragioni che diciamo che di trasferirci da Piazza del Popolo a Piazza San Giovanni, la manifestazione, che all'inizio era pensata per Piazza del Popolo, dove eravamo già stati nel 2016 con una grande manifestazione che aveva non solo riempito la piazza ma lasciato anche delle persone fuori. Noi abbiamo dovuto fare quella scelta perché capivamo che la partecipazione sarebbe stata elevata mentre la piazza per ragioni di sicurezza si veniva restringendo, cioè si chiudevano degli spazi, e quindi abbiamo deciso di buttare il cuore oltre l'ostacolo. I 3 segretari generali di SPI, FNP e UILP hanno preso coraggiosamente la scelta di San Giovanni. Qua vediamo un'immagine. Abbiamo visto diciamo, che la piazza è stata riempita. Mi faccia dire che vale per questa come una valutazione che facemmo già nel 2016 per quella di Piazza del Popolo. Piazze così non sono il frutto solo di uno sforzo organizzativo. Vuol dire che il sindacato con la sua proposta incontra delle esigenze reali. E l'esigenza che è stata a lungo sottovalutata negli anni della crisi e che è l'elemento unificante della condizione dei pensionati è che durante la crisi la svalutazione delle pensioni è una svalutazione molto forte. In quel disagio che riguarda il ceto medio c'è molto anche dei pensionati. Normalmente noi siamo abituati a pensare che i pensionati sono stati diciamo, tutelati meglio nel periodo della crisi, e ci sono degli aspetti di verità in questo ragionamento. È aumentata la povertà più nelle aree in altri strati sociali, soprattutto in target d'età diversi. I giovani, è aumentata molto la povertà nei giovani, è aumentata molto la povertà nelle famiglie con bambini. Ma c'è stata una perdita di potere d'acquisto, una perdita di condizioni che è connessa al depauperamento dei servizi pubblici, che ha investito in maniera diversa, ma tutto il Paese per le restrizioni alla finanza locale, ha colpito molto i pensionati. E non a caso noi in questa manifestazione abbiamo posto al centro non solo il tema delle pensioni, non solo un punto di coagulo di reazione allo scippo che è stato perpetrato cambiando il sistema di rivalutazione per le pensioni superiori a 3 volte il minimo, di cui proprio il 1° giugno è scattato l'elemento di conguaglio che ha sottratto quello che era stato aggiunto all'inizio dell'anno per 2 mesi e che aveva bisogno di essere conguagliato perché di fatto i pensionati avevano percepito un indebito, e abbiamo tutti toccato con mano che effettivamente il taglio c'era, diversamente da come era stato dichiarato. Ma abbiamo una piattaforma che riguarda la condizione dell'anziano nella società, il fatto cioè che davanti alla longevità e all'invecchiamento della società le politiche pubbliche non stanno mettendo in campo un riorientamento adeguato ad affrontare questo problema, e la condizione degli anziani quindi soffre appunto di questa svalutazione delle pensioni, soffre perché ovviamente la pensione va misurata non solo rispetto all'andamento del costo della vita, ma rispetto al suo rapporto col salario d'origine. E poi
soffre di impoverimento dei servizi pubblici. Non a caso gli altri due temi che abbiamo posto, che sono tra loro interconnessi, sono la richiesta di reinvestimento nel servizio sanitario nazionale, nel servizio universale, e una legge per la non autosufficienza che è necessaria anche per poter permettere al servizio sanitario nazionale di garantire cure adeguate alle persone, cure sanitarie ma anche cure tutelari, cure di assistenza, perché oggi diciamo, siamo l'unico grande paese che ha un processo di invecchiamento della popolazione tra i più accentuati, che non ha riorganizzato il proprio sistema di cure di lungo periodo, come si suol dire. L'hanno fatto in quasi tutti i paesi europei, soprattutto nei paesi che hanno problemi di invecchiamento, dalla Germania alla Francia. Sono dati sistemi di intervento nelle quali è chiaro qual è diciamo, un intervento importante del sistema pubblico per il sostegno delle persone non autosufficienti. Ecco, in quest'ottica qui ci sono realtà diverse. Quali che sono le realtà che a lei emerge siano più organizzate e quelle invece che devono ancora fare tanto? E quindi è possibile anche secondo lei un lavoro a livello centrale che colga tutte le peculiarità dei singoli territori? Adesso noi rivendichiamo misure nazionali, ovviamente sulle pensioni abbiamo la piattaforma che chiede di modificare il sistema di rivalutazione, di ripristinare nell'immediato il sistema di rivalutazione che c'era. Questo è un ragionamento che tocca ovviamente i pensionati di tutto il Paese, così come rivendichiamo di riprendere i ragionamenti che avevamo diciamo, affrontato col governo Renzi con i governi Renzi e Gentiloni quando facemmo gli accordi facemmo il primo accordo nel 2016, nell'autunno del 2016, che portò all'ampliamento della platea interessata alle 14esime e ad un aumento delle 14esime in essere. E in quell'occasione appunto provammo a vedere qual era la prospettiva del sistema previdenziale per la quale bisognava lavorare. Quindi ancora parliamo del livello nazionale, poi vengo alla sua domanda. Ma credo che sia importante questo aspetto perché è un po' un presupposto, diciamo, è un presupposto, esatto, perché affronta appunto il tema della tenuta della condizione del pensionato, e se no una condizione di oggettivo depauperamento, se non c'è periodicamente, ovviamente un paese come il nostro che ha difficoltà a crescere può mettere risorse limitate a disposizione di questo obiettivo, ma bisogna che tra gli obiettivi di un paese che torna a crescere c'è anche quello di permettere di rivalutare ogni tanto le pensioni, di aumentarne il valore, premiando, come facemmo con la 14esima, le persone che hanno lavorato, cioè premiando i contributi versati. E quello era l'impianto della 14esima, che aveva aumenti di un valore differenziato a seconda degli anni di contribuzione versata. Ecco, abbiamo l'altro obiettivo, sempre connesso, è quello di ridare credibilità al sistema pubblico. Avevamo parlato di pensione di garanzia, ed era un altro dei capitoli che abbiamo posto al centro della nostra piattaforma. Cosa vuol dire pensione di garanzia? Una pensione di garanzia è una pensione di garanzia per i giovani, che sono quelli che, dovendo versare i contributi dentro il sistema a ripartizione, il nostro è un sistema a ripartizione nel quale i lavoratori in attività versano i contributi per pagare le pensioni di noi che siamo in pensione. Allora è chiaro che questo è giusto ricordarlo per due motivi. Primo, perché quelli che parlano tanto di sgravi contributivi di qua e di là debbono sempre dirci dove trovano i soldi per finanziare le pensioni, cioè bisogna che sia chiaro che quegli sgravi vanno coperti dalla fiscalità generale se uno vuol ridurre il costo del lavoro calando la contribuzione. Se uno invece dice che cala la contribuzione perché paga meno contributo ai giovani, deve sapere che ha due effetti: uno, che riduce l'importo della massa disponibile per pagare le pensioni in essere; due, che cala la contribuzione che viene versata per calcolare le pensioni di domani di quelli che oggi stanno lavorando. Ma allora quindi si tiene sempre in piedi questo sistema attuale? E quindi noi siamo per mantenere questo, e dato che il sistema contributivo che abbiamo è un sistema che richiede che calcola la pensione sulla base dei contributi che vengono versati, che vengono rivalutati nel tempo, noi abbiamo una generazione, le persone che hanno fino a 40 anni, anche a 45, che tra lavori discontinui
un ritardo nell'inizio dell'attività lavorativa, ha dei buchi nella propria posizione contributiva, che si tratta non solo rispetto ai quali si tratta di intervenire per garantire che una persona che sia stata sul mercato del lavoro un certo numero di anni abbia una pensione non inferiore a determinati periodi. Quindi noi pensiamo a una pensione di garanzia non come a una minima uguale per tutti, ma a un meccanismo di rivalutazione di pensioni che, per i limiti che sono connessi al sistema contributivo, impedisca che quelle pensioni siano non dignitose, non troppo basse. Se non facciamo questa operazione, i giovani saranno progressivamente allontanati dal sistema contributivo pubblico. E noi questo ovviamente lo temiamo, ma pensiamo che sia un danno anche per loro, perché nessun sistema tutela meglio del sistema pubblico, perché il sistema pubblico, il sistema pensionistico pubblico è quello che dà la garanzia nel tempo, mentre i sistemi assicurativi privati, che sono anche di natura contrattuale, danno meno risposte meno certe, nel senso che non c'è un'assicurazione politica dai rischi a cui va incontro il risparmio. Certo, però è vero anche che il sistema pubblico delle pensioni ha cambiato le regole dei giochi non poche volte, e giustamente chi dice chi ha incominciato in un modo finisce in un altro, oppure un giovane che pensava di incominciare a lavorare in un termine, poi i giovani attualmente dicono io non la prenderò mai la pensione, dice, piuttosto lì il privato probabilmente essere... sbagliano in questa valutazione, ma è vero che ci sono limiti nel sistema contributivo attuale che vanno affrontati come noi proponiamo di affrontare questi limiti in maniera da elevare le prestazioni future dei giovani, e però mi lasci dire che il limite più grosso che c'è oggi nella condizione giovanile è il limite, la differenza più grossa rispetto alle nostre generazioni è la stabilità del lavoro e la continuità del lavoro e il livello salariale di quel lavoro. Questi sono gli aspetti. Il livello salariale che non si risolve col salario minimo, che è diciamo, che stanno discutendo, si risolve con una politica di riconoscimento del valore della contrattazione e con politiche di redistribuzione della produttività che si costruisce nel Paese. Cosa vuol dire redistribuzione della produttività? Vuol dire che se cresce la ricchezza prodotta, bisogna che quella ricchezza torni lungo tutti i rami della filiera produttiva che ha concorso a produrla. E perché con i meccanismi che sono in atto nel sistema produttivo una parte di quella ricchezza finisce solo dentro le grandi istituzioni finanziarie, si concentra là e non ci sono meccanismi fiscali e contributivi in grado di redistribuirla adeguatamente tra quelli che l'hanno prodotta. Una parte di lavoratori ne beneficiano, un'altra parte, pensiamo a tutto il meccanismo degli appalti, pensiamo al meccanismo della logistica, pensiamo a tanti meccanismi in cui si scompone il ciclo produttivo che fa sì che la ricchezza si concentra sempre più. Però questo è frutto della globalizzazione anche, perché la globalizzazione ha dato priorità a grandi realtà aziendali e le piccole di cui vive il nostro territorio, a nord-est in particolare. Questo è frutto di un problema non risolto, non della globalizzazione, ma del modo con il quale gli Stati hanno risposto al processo di globalizzazione, e cioè al fatto che non si sono posti il problema nelle grandi aree di interscambio di armonizzare i sistemi fiscali. Cioè l'Unione Europea ha armonizzato tante cose, ma non ha un solo strumento fiscale comune, che è l'IVA, come è noto, che serve a finanziare il bilancio comunitario ed è l'unica tassa sulla quale ci tengono gli occhi addosso, perché appunto è una tassa di rilievo comunitario. Ma non c'è un'armonizzazione del sistema fiscale e quindi c'è una concorrenza tra i paesi che diventa concorrenza al ribasso tra i sistemi di protezione sociale. E quindi c'è bisogno di... E l'altro è quello che bisogna contrastare i fenomeni di dumping sociale, cioè di concorrenza sleale tra i lavoratori. Se un ragionamento di salari minimi si dovesse fare, l'unico livello in cui oggi avrebbe senso è la dimensione europea, ma ancora di più avrebbe senso, e su questo c'è un limite anche del movimento sindacale nella dimensione europea, avrebbe senso un coordinamento efficace delle politiche contrattuali a livello europeo, non concorrenziali tra i paesi. Però questo sistema qua, dopo andiamo in pubblicità perché anche il suo contributo, un po' sto facendo delle provocazioni, come la contrattazione sociale, eccetera, vale per le grandi categorie, per le grandi realtà aziendali. Nelle realtà di
Pochi dipendenti. Io prendo il nord-est ad esempio, ma come anche l'Emilia Romagna, non la Lombardia dove ci sono realtà un po' diverse, salvo nelle zone periferiche, ma insomma comunque piccole realtà, 15 dipendenti, 12 dipendenti, 20, 25 eccetera. Lo stipendio, la busta paga la fa il datore di lavoro, dove il potere contrattuale è limitatissimo. Ed è molto variabile, addirittura tra un pari ruolo e l'altro ci sono variazioni di busta paga e le rivalutazioni non ci sono, passano 15 anni, sempre quella è la busta paga, per cui qui si ragiona, mentre diversamente in Germania, dove tu hai un sistema diverso ma sono realtà diverse. Ma perché bisogna potenziare il sistema di contrattazione, bisogna anche modificarlo, però la strada è quella lì, non è il salario minimo. Il salario minimo dà risposta a figure che non hanno un contratto, perché dentro la condizione del lavoratore non c'è solo il salario e ci sono diritti che solo il contratto può rendere effettivo. Ad esempio un diritto come quello al riposo, se uno non ha un contratto che dice come e quando si esercita. Quindi estenderlo in modo più pregnante. Bisogna rafforzare il potere contrattuale dei lavoratori e quindi la legislazione, se vuole davvero far aumentare i salari, deve sconfiggere la concorrenza contrattuale, deve battere i contratti pirata, deve lavorare perché ci sia l'erga omnes, cioè come chiede l'articolo 39 della Costituzione, applicare l'articolo 39 della Costituzione che dice le organizzazioni sindacali rappresentate in proporzione ai loro iscritti, recita diciamo, indicando l'esigenza di misurare la rappresentanza, siglano contratti validi per tutta la categoria dei lavoratori rappresentati. Allora bisogna arrivare lì, cioè evitare quelli che noi chiamiamo contratti pirata e quindi arrivare a una condizione nella quale ci sia una rivalutazione della condizione lavorativa e poi andare alle cause vere delle condizioni scandalose. Io sento parlare di salari di 2-3 euro. Guardi, quei salari lì sono frutto o di un contratto pirata, quindi il problema è contrastare il contratto pirata, o di cooperative spurie, spurie che andrebbero contrastate come noi stiamo provando a fare sul piano sindacale. Torniamo alle differenze territoriali? Sì, torniamo, però ci torniamo dopo la pubblicità. Abbiamo la pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme.